buonasera. Ogni mercoledì da 6 mesi sono con voi qui a Telepordenone. Perciò è tempo per fare un primo bilancio. Ringrazio Gigi Di Meo e Telepordenone per avermi dato questo spazio di libertà. Nell'isola ho trattato diversi argomenti, sicuramente molti telespettatori non hanno gradito certe mie affermazioni, certe mie posizioni. Ma c'è una cosa che spero sia stata apprezzata da tutti, la chiarezza nell'esporre i fatti e la trasparenza nelle mie opinioni. Ho detto chiarezza con i fatti in un mondo dove i fatti sovente vengono distorti per la propria convenienza, riportarli fedelmente come ho fatto nell'isola in questi 6 mesi mi sembra una buona cosa. Sono trasparente nelle mie opinioni perché chi mi segue sa che politicamente sono senza infingimenti con l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Questa è una serata speciale. E la notte di Natale volevo fare un intervento adatto per questa ricorrenza, ma non sarà un sereno Natale per chi ha perso il lavoro o lo sta rischiando. Per cui l'attualità politica e sociale del nostro Paese non vi permette di dire frasi di circostanza. E in questi giorni la pubblicazione dei dati Istat sulla povertà in Italia. Quasi 1.300.000 famiglie non hanno denaro sufficiente per comprare il cibo per sfamarsi. 3.700.000 famiglie non arrivano alla fine del mese. Ci sono quasi 8 milioni di famiglie che se dovesse presentarsi una spesa improvvisa e imprevista di 700 euro non saprebbero come farne fronte. 2.700.000 famiglie non hanno i soldi per le spese mediche. Poi c'è il mondo del lavoro. Una situazione a dir poco drammatica. 3 milioni di giovani precari con contratti a termine che presto rimarranno senza lavoro. Giovani senza futuro, senza una possibilità di fare quello che si diceva un tempo, dicevano i nostri vecchi, farsi una famiglia. Anche chi aveva o ha un contratto a tempo indeterminato soffre. Abbiamo degli esempi vicini di aziende che chiudono. L'ultima della serie è il centro MZ di Pordenone. 70 lavoratori che si troveranno in gravi difficoltà il prossimo anno. Alcuni non più giovani che, anche se professionalmente capaci, avranno enormi problemi a ricollocarsi nel mondo del lavoro. Persone che hanno magari una famiglia con figli ancora piccoli. Ecco, questi sono i veri problemi della gente. E allora cosa fa il governo Berlusconi per aiutare i cittadini a superare questi momenti? La mia opinione è che si muove male e a volte in modo dilettantesco. Dilettantesco certo, come possiamo definire il ministro Sacconi che un mese fa annunciava trionfalmente la proroga anche per il 2009 della detassazione degli straordinari per sostenere la crescita ed aumentare la produttività, così diceva, e invece oggi chiede la settimana lavorativa di 4 giorni facendo suo il vecchio slogan comunista lavorare meno per lavorare tutti. Cosa possiamo dire del Re Sole di Arcore che in conferenza stampa di fine anno si occupa quasi esclusivamente di giustizia e lancia una provocazione annunciando che vuole cambiare la nostra Repubblica da parlamentare a presidenziale. Questi sono gli argomenti che stanno a cuore al boss di Arcore. Vuole essere anche formalmente il padrone d'Italia e poi vuole disarmare e rendere innocua la magistratura, ovviamente a favore dei potenti, e per i poveri cristi vale sempre e comunque la tolleranza zero. Poi c'è un esempio che la dice lunga sulla stima che egli nutre verso gli italiani. Quando Confindustria ha reso pubblici dati fortemente negativi sulla produzione industriale e sulle prospettive future a medio e lungo termine, il Re Sole di Arcore, intervenendo in un incontro con i nostri ambasciatori, ha detto papale, papale. Io non renderei note queste cose, sono il circolo vizioso delle profezie che si autoavverano, che è come dire meglio nascondere la realtà a questi minorati perché così oltre che essere più felici spendono poi più allegramente. Comunque sia, non bisogna disperare, dopo ogni tunnel ritorna la luce. Spero passiate delle serene festività nella speranza che il prossimo anno porti un po' di saggezza agli italiani e incomincino a informarsi, a indignarsi, a reagire e pretendere una classe dirigente più onesta, seria e capace per far diventare l'Italia finalmente un paese normale. Arrivederci, auguri e arrivederci al prossimo anno.